Accordo tra Fondazione per il Museo della Padova Ebraica e Comune di Padova. L'amministrazione infatti sostiene l'impegno della comunità per raddoppiare i giorni in cui è possibile visitare il museo. Oltre alla domenica è prevista un'apertura il giovedì. Ma non solo, per i residenti nel Comune di Padova il biglietto sarà omaggio. Ho deciso come amministrazione di stanziare un contributo importante a favore di questo prestigioso museo che rappresenta un pezzo di storia fondamentale della nostra comunità, è veramente innervato nella nostra storia. Poi mi piace ricordare un nome, Giacomo Levi Civita. Ricordo spesso gli eroi del Pantheon della Urbs Picta. Bene, se non ci fosse stato quel giovanissimo avvocato che nella seconda metà del 1800 che cominciò a mettere in dubbio che cosa? Che la famiglia Gradenigo, che voleva distruggere la cappella degli Scrovegni, disse non ne ha la proprietà e lo dimostrò in sede giudiziale vincendo una causa, dimostrando che da sempre la cappellina era una chiesa e che pertanto apparteneva alla fabbriceria della chiesa degli Eremitani. Fu un momento fondamentale che permise al comune allora di comprare la cappella e inserirla oggi nel patrimonio UNESCO dell'umanità. Inoltre, nell'ambito dell'apertura del mercoledì del cimitero storico di Via Viel, il terzo mercoledì del mese i residenti a Padova potranno partecipare gratuitamente alla visita alle 10. Il secondo martedì del mese è infine dedicato agli studenti. Due classi degli istituti scolastici cittadini di ogni ordine e grado potranno fare con i loro insegnanti una visita gratuita al Museo della Padova Ebraica e della Sinagoga.